Il momento più emozionante della giornata nel cuore della città, in una piazza dei Martiri addobbata a festa, pronta a celebrare per l'intero fine settimana la gloriosa Brigata Alpina Cadore nel 25° anniversario del suo scioglimento. Un modo per ritrovarsi tra commilitoni ma anche per valorizzare un intero territorio. Non a caso per tutto il giorno alle celebrazioni ufficiali si sono alternate iniziative anche di promozione, protagonisti gli operatori soprattutto agricoli della montagna. Per noi è importante per valorizzare il nostro lavoro che è talmente difficile in montagna. Questa è una giornata veramente importante per noi. Al Parco Città di Bologna l'esposizione dei mezzi della Protezione Civile dell'ANA, punta di eccellenza delle penne nere bellunesi. In questo momento abbiamo uno schieramento di volontari che hanno messo in mostra in esposizione tutte le nostre attrezzature e tutte le nostre specialistiche per quanto riguarda la sezione alpina di Belluno e anche i gruppi del Triveneto. Abbiamo messo a disposizione il volontariato per dimostrare la forza e le strutture che abbiamo disponibili per le varie emergenze. Emergenze che però hanno bisogno, per essere affrontate, di nuove risorse. Il futuro dovrà essere dei giovani perché, come si evince dalla statistica, ci sono tanti volontari ma soprattutto anziani che hanno fatto la naia. Non essendoci più il servizio militare, cerchiamo di pescare fra i giovani e questo, la dimostrazione di questa attrezzatura è proprio a favore di qualcuno che si voglia iscrivere. Il clou domani dalle 10:30 dal piazzale della Resistenza partirà la sfilata che percorrerà tra gli altri il Ponte degli Alpini, immancabili le fanfare per un evento che potrebbe portare nel capoluogo 5.000 visitatori.